Il progetto è lo sport, una cosa meravigliosa, una palestra di valori, una palestra per la vita. Oggi ha, diciamo, siglato la sua conclusione con una conferenza dove tutti i partner e tutti gli attori del processo sono stati presenti, quali appunto la mia scuola, l'alberghiero, il preside dell'Istituto Casella di Pedara, il Consiglio Comunale di Pedara che è stato fortemente coinvolto perché nell'attività programmata per loro c'era un'attività di pedibus e bicibus dove i bambini, i ragazzi dovevano transitare da scuola a casa e viceversa. L'Università di Catania che ha fatto il suo monitoraggio circa le attività svolte, l'Oxine, ente accreditato sul territorio nazionale da tempi immemorabili, e quindi io devo ringraziare tutti, il presidente dell'Oxine, Salvo Spinella, che è anche il nostro docente, che si è appunto prodigato unitamente alla professoressa Avellino, ai professori Crispi e Costa per quel che riguarda gli aspetti tecnico-organizzativi dell'attività sportiva. Insomma, c'è un mondo che si è mosso, un mondo che ha voluto condividere, sposare quest'idea, questa sperimentazione di questo progetto, per cui la nostra scuola appunto si è vista identificata come tra le 5 scuole d'Italia destinatarie appunto di questo progetto sperimentale proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione.